Abbiamo pizzicato in centro Matteo Strucolo di Sugar Pulp, la voce del Nord-Est, mi permetto io da ruffiano di chiamarti così. Matteo, cosa ne pensi di Padova? È una città pulita, come la vivi tu che effettivamente sei molto on the road? Ma diciamo che è una città che insomma secondo me un po' alla volta, con fatica, non è mai semplice, ma insomma sta cercando di riattivarsi e rivitalizzarsi. Devo dire che lo trovo una città insomma piuttosto pulita, ecco, io da questo punto di vista non ho rimostranze da fare, insomma, anzi mi pare che da questo punto non è magari come Toronto, ma insomma voglio dire il Canada da questo punto di vista sta a più 100. Un po' una Però, forzatura, come paragone. eh? Un po' una forzatura come paragone, dicevo. Ci sono delle aree che magari anche il padovano stesso non conosce, che sono andate in disuso e magari si potrebbero, grazie magari anche all'impegno del comune, ripristinare? Ma sicuramente c'è, mi viene in mente almeno un'area che proprio recentemente insomma, mi viene coinvolto con Sugar Pulp, grazie naturalmente a un bando che abbiamo vinto insieme all'Associazione Chinima, bandito dall'Assessorato alla Cultura, che cerca per l'appunto di rilanciare attraverso l'Associazione Sugar Pulp e l'Associazione Chinima il sottopasso della Stua, che è un sottopassaggio appunto che attraversa dal Palazzo delle Poste di Corso del Popolo fino per dire alla Libreria Zanoni la strada per l'appunto, e che è stato recentemente rivitalizzato o comunque diventa un polo culturale per queste due associazioni che fanno attività soprattutto nelle serate ma anche durante il giorno, con presentazioni di libri, con lanci diciamo così di nuove realtà, con corsi naturalmente di fotografia, di scrittura eccetera. E quindi diciamo, a proposito di quello che dicevo prima, sì, io credo che ci sia questa voglia e questo entusiasmo, ecco. Bisogna naturalmente che questo entusiasmo sia pervasivo e il più possibile diffuso, perché altrimenti questa città poi si addormenta al centro, il che è abbastanza stravagante, quindi insomma noi cerchiamo di dare il nostro contributo.